Benvenuti al secondo tutorial di pianoforte e tastiere e anche questa volta ci occupiamo di un giro di blues. Sulla falsariga del giro che abbiamo visto in precedenza, il giro numero 1, adesso vedremo una piccola variante che poi possiamo anche interfacciare col primo giro. Quindi lo vediamo per esteso e poi vi mostrerò come sostituire una parte di questo giro numero 2 durante il giro a un frammento del giro numero 1. Andiamo a vedere. E allora, il riff, così lo chiamiamo, insomma questo giro che si ripete, avrà sempre come nota di partenza il La, il Re e il Mi, che saranno primo, quarto e quinto grado del giro blues. Quindi da ogni volta che partiremo da una di queste note, la nota La sarà numero 1, il Re numero 1, il Mi numero 1 e quindi avremo La 1, Do 3, Re 4, stavolta abbiamo il Mi bemolle, quindi 5, che io chiamerò 5, ma voi suonerete comunque il Mi bemolle. Il giro è questo. E allora quindi i numeri, come abbiamo visto, sono 2 volte 1, una volta 3, una volta 1, 4 una volta, poi subito 5, 4, 3 e si ripete. Quindi 2, 1, una volta 3, una volta 1, una volta 4 e poi 5, 4, 3. Stessa cosa a partire dal Re, 2 volte 1, una volta 3, una volta 1, 4, 5, 4, 3 e si ripete. E anche dal Mi stessa cosa, 1, 3, 1, 4, 5, 4, 3. Poi ritorna al Re, eccetera. E il finale, come avete visto, è lo stesso di quello precedente. Allora andiamo a fare tutta l'esecuzione molto lentamente. Quindi questo è lo schema che faremo anche partendo dal Re e dal Mi. A questo punto vediamo la variazione, quindi l'intreccio tra il giro numero 1 e il giro numero 2, che sarebbe quello che vi ho presentato oggi. Allora, il giro numero 2 interviene ogni volta che è l'ultima volta del giro, cioè noi facciamo 4 volte sull'A, ecco, la quarta volta facciamo questo giro numero 2, mentre le altre 3 il giro precedente, il giro numero 1. Poi abbiamo 2 volte sul Re, quindi la prima volta facciamo il giro numero 1, la seconda facciamo il giro numero 2 di oggi. Stessa cosa quando ritorniamo alla prima volta il numero 1, seconda volta il numero 2, sul Mi che è una sola volta faremo direttamente il giro numero 2, così come direttamente ancora sul Re il giro numero 2 e ancora direttamente il giro numero 2 per fare la conclusione. Quindi avremo questo. Vediamo in velocità.
Ebbene, quindi è uno sviluppo del primo giro, del resto quello è proprio il giro di base dal quale poi amplieremo via via i nostri futuri giri, però è molto interessante, come avete potuto osservare, incastrarli insieme e quindi variare il giro di base. E allora, come sempre, allenatevi prima lentamente, man mano aumentate la velocità. Buon divertimento e buona musica. Ciao!